Ci troviamo presso lo Charmi Santa Fosca in occasione della mostra collettiva dal titolo Dreaming of Venice. Abbiamo di fronte a noi due opere realizzate a quattro mani da due artisti, da Pierluigi Tolomio e da Kate Calmete. Ci troviamo di fronte a due opere particolari perché gli artisti hanno voluto infondere in esse un messaggio. Che tipo di messaggio? Di condivisione, di fratellanza fra gli uomini. Infatti, leggendo anche i titoli Sognatori veneziani e soprattutto nel secondo dipinto Mari Nostri, si può vedere il quadro diviso in due parti attraverso la diagonale. Quindi da una parte, nella parte inferiore sinistra, si nota una chiesa con un prominente campanile, dall'altra parte si intravede il ponte di Rialto e al centro c'è una scritta: abbiamo mescolato i nostri mari generando energia infinita. Quindi queste due opere sono da interpretarsi come un messaggio di condivisione, di fratellanza fra gli uomini. Quindi la personale interpretazione che è stata data del figurativo, perché chiaramente questo è un figurativo interpretato, è sostanziale per far sì che il messaggio contenuto all'interno dei dipinti arrivi in modo diretto allo spettatore e lo induca appunto a riflettere sull'importanza della condivisione e della fratellanza tra gli uomini, oggi quanto mai importanti.